Buonasera dalla redazione TG10, nei titoli gli argomenti che tratteremo in questa edizione del nostro telegiornale. Una valanga di emendamenti per il decreto sanità, ben 165, provvedimento a rischio. La Regione intanto ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale. Momenti di paura ieri sera al pronto soccorso di Cosenza, dove un uomo con problemi psichici ha azionato un estintore. La carenza di personale mette a dura prova il Dipartimento d'Emergenza. Il governo ha stanziato 23 milioni di euro per i comuni calabresi, la fetta più consistente per la provincia di Cosenza, che avrà 8 milioni di euro. Programmano il futuro della nostra regione, sono gli studenti dell'Università della Calabria che dopo gli studi sognano di dare un contributo alla crescita della terra che ha dato loro i natali. Processo contro il clan Mancuso e Limbadi, chiuso dopo 19 anni, la Cassazione conferma 5 condanne. Rifiuti e plastica nella foce del fiume Mesima, concreto il rischio inquinamento per il litorale tirrenico vibonese. Buonasera, ancora buonasera dalla redazione TG10. Dunque in primo piano parliamo del decreto sanità, c'è una valanga di emendamenti per questo decreto così importante e così discusso, sono 165, il provvedimento dunque è a rischio, la Regione ha anche presentato ricorso alla Corte Costituzionale, ci sono però delle novità positive di cui parleremo dopo. Proviamo a fare il punto sul decreto sanità. Ebbene, sembrava già tutto pronto e confezionato dopo la firma del Presidente della Repubblica, invece c'è il rischio che non se ne farà più nulla. La conversione in legge, insomma, mentre prima poteva sembrare una semplice formalità, adesso le cose sono cambiate perché i rapporti tra 5 Stelle e Lega non sono più idilliaci e il decreto potrebbe essere utilizzato come strumento di pressione politica. Il clima, insomma, è cambiato o sta cambiando, lo si evince anche dal numero degli emendamenti presentati in Parlamento, 165, una montagna anche se molti sono già stati ritenuti inammissibili. La partita non è chiusa e non è detto che il decreto, così per come è stato concepito, verrà attuato. Nel frattempo va avanti la querela tra Governo nazionale e Regione e di ieri la notizia della presentazione del ricorso alla Corte Costituzionale per i vizi di costituzionalità riscontrati dall'avvocatura dell'ente calabrese. Un bel guazzabuglio, non c'è che dire, mentre la ministra Grillo ha sul tavolo l'elenco dei nuovi direttori generali individuati dal commissario Cotticelli. Verranno nominati e quando non è dato saperlo. Tutto si muove sulla testa dei calabresi, che però continuano a lamentare un sistema sanitario carente e in alcune aree della Calabria quasi inesistente. È il caso della piana di Gioia Tauro, dove nei giorni scorsi si è svolta la manifestazione alla quale hanno partecipato oltre 7.000 cittadini. Chi malata come me vive oltre la malattia il disagio. Basta, siamo stanchi, abbiamo già la malattia a cui pensare, a cui lottare, eppure le piccole cose ci mancano per poter vivere. Ma se la salute è un diritto, dov'è questo diritto? Ditemelo voi, che io vivo grazie perché c'è una macchina da 25 anni, attaccata ad una macchina un giorno sì, un giorno no, e per poter curarmi devo andare a Milano, migrazione sanitaria, con tutte le spese, tutta la mia famiglia dietro, da 25 anni avanti e indietro. Credetemi, siamo arrivati veramente alla frutta, siamo stanchi e stufi. Oppure, come nel Basso Tirreno Cosentino, la cui situazione desta molta preoccupazione tra i sindaci della zona che nei giorni scorsi, dopo aver preteso un incontro con i commissari dell'ASP di Cosenza, si sono riuniti ad Amantea. Morale della favola, nonostante la buona volontà del governo di restituire ai calabresi una sanità decente, nulla migliora, semmai le cose peggiorano. Dicevamo buone notizie perché è temuto il blocco del turnover, un qualcosa che non dà respiro alla sanità e crea disagi negli ospedali, ne parleremo anche nel prossimo servizio. Ebbene, ci sono stati diversi emendamenti presentati che avevano come obiettivo quello di sbloccare il turnover nelle regioni come la Calabria che sono interessate dal piano di rientro. Questi emendamenti sono stati poi ritirati e sono stati sostituiti con un cambiamento della norma che prevede appunto lo sblocco del turnover. Una vittoria, dice del PD Enza Bruno Bossio, la Nesci dice un grande
grande risultato. Sentiamo. È arrivato il via libera allo sblocco del turnover per le regioni in piano di rientro, lo dice la deputata del PD Enza Bruno Bossio, che ritiene il risultato ottenuto dalle forze di opposizione di notevole importanza al fine di garantire gli standard di sicurezza delle prestazioni sanitarie e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Resta comunque negativo il giudizio sul decreto sanità che la Camera avrebbe dovuto dichiarare incostituzionale, aggiunge. Per quanto ci riguarda, nonostante le forze della maggioranza di governo hanno inteso andare avanti con la consapevolezza di operare una pesante forzatura istituzionale, non abbiamo scelto la via dell'Aventino, ma abbiamo presentato una molteplicità di emendamenti per tentare di orientare quanto più possibile la finalità del provvedimento verso il rispetto e la garanzia del diritto alla cura della salute del cittadino e sottrarla alla bramosia di potere del Movimento 5 Stelle. Dicevamo appunto della situazione che interessa gli ospedali, il pronto soccorso di Cosenza come in altre città che vive momenti delicati proprio per la carenza di personale e spesso capitano anche degli episodi deprecabili al limite della violenza. Ieri sera ad esempio un paziente ha perso la pazienza, scusate il gioco di parole, e ha azionato un estintore creando il panico. Momenti di panico e di tensione si sono vissuti ieri sera poco dopo le 21 quando al pronto soccorso dell'Annunziata di Cosenza un uomo con evidenti problemi psichici, stanco della lunga attesa e in stato di alterazione, ha preso un estintore dal muro e lo ha azionato spruzzando parte del contenuto e creando allarmismo fra i pazienti in attesa delle visite e i loro accompagnatori. Immediatamente è stato immobilizzato dalle guardie giurate del nosocomio Bruzio e poi affidato alle forze dell'ordine giunte sul posto insieme ai vigili del fuoco. Quelle che vi mostriamo sono le immagini girate da un utente nei momenti concitati dopo l'accaduto. Sentite alcuni testimoni che hanno assistito alla scena. Sembra una scena tratta da qualche film grottesco. Grottesco perché prima c'è stata la visita della polizia, poi i carabinieri, poi ci sono stati i carabinieri e poi abbiamo avuto i vigili del fuoco. Intanto i malati sono stati evacuati, tra cui sono anche mia figlia che dalle 4 sta aspettando con dolore di pancia. Il pronto soccorso di Cosenza purtroppo non riesce a far fronte alle innumerevoli richieste che quotidianamente arrivano e i tempi purtroppo diventano biblici perché il personale in servizio non basta. Non è la prima volta che siamo costretti a raccontarvi episodi di discussioni fra pazienti in attesa e medici che cercano di lavorare in condizioni davvero al limite. Per fortuna anche nell'episodio di ieri non è accaduto nulla di grave, ma bisogna comunque intervenire per cercare di risolvere in maniera definitiva una situazione che al giorno d'oggi è intollerabile. Non sono modi a fare questo coso, a tenere questo reparto proprio una schifezza. Nonostante i medici poverini fanno quello che... per le persone, di medici, perché non ce la fanno. Non è possibile immaginare che pochi medici, ai quali va dato merito del grande lavoro che svolgono, possano far fronte ad un afflusso di pazienti che in alcuni giorni supera di gran lunga le 300 unità. È mai possibile pensare che si possa continuare così? E mentre i cittadini soffrono, si elaborano decreti e si trovano accordi politici. È triste che una situazione già di per sé delicata e di disagio, a subire altri ennesimi disagi siano stati, dopo questo gesto, i pazienti quelli che sono costretti a lunghe attese e a soffrire nei luoghi come quello di Cosenza, che sono ormai in situazioni critiche. Cambiamo argomento, parliamo di soldi a pioggia che arrivano sui comuni calabresi. Il governo ha stanziato 23 milioni, si va da un contributo di 50.000 euro fino a un contributo massimo di 250.000 euro a seconda della popolazione, del numero di abitanti di questi comuni, dai 5.000 fino agli oltre 100.000, quindi si può capire quali saranno i comuni che avranno più risorse. Penso a Reggio Calabria, la città più popolosa, e poi Catanzaro, Cosenza, Lamezia, Crotone e poi Vibo con Rossano, Corigliano. Insomma, ci sono delle province come quella di Cosenza che avranno una cifra consistente, 8 milioni di euro, da utilizzare per efficientamento ambientale, per altri scopi che sentirete nel servizio.
L'annuncio è stato dato da Luigi Di Maio. Il vice premier ha diffuso la notizia della disponibilità di €500 miliardi per i comuni italiani utilizzando il blog dei 5 Stelle. Firmato dunque il decreto ministeriale che assegna i fondi previsti dalla norma Fraccaro ai municipi. Le risorse potranno essere spese, ha aggiunto Di Maio, per lo sviluppo sostenibile del paese. Ogni sindaco, in base alla popolazione del comune, avrà a disposizione da un minimo di €50.000 a un massimo di €250.000 da investire in opere utili ai cittadini. Si potranno realizzare interventi per l'efficientamento degli edifici, per il risparmio energetico e illuminazione pubblica e per l'utilizzo delle fonti rinnovabili, per la mobilità sostenibile, la messa in sicurezza del patrimonio comunale e per il superamento delle barriere architettoniche. Il decreto ministeriale assegna più di €23 milioni ai comuni della Calabria. Gli stanziamenti sono differenziati tra i comuni per fasce di popolazione e si va dai €210.000 per Reggio Calabria, che supera i 100.000 abitanti, ai €170.000 di Catanzaro, Cosenza e Crotone e gli altri comuni che superano i 50.000 abitanti, ai €130.000 di Vibo Valentia e gli altri con più di 20.000 residenti, fino ai 90.000 per i comuni sotto i 20.000 abitanti, ai 70.000 sotto i 10.000 e ai 50.000 per i comuni sotto i 5.000 abitanti. In totale andranno €4.380.000 per la provincia di Catanzaro, €8.680.000 per quella di Cosenza, €5.730.000 per la città metropolitana di Reggio Calabria, €2.700.000 per la provincia di Vibo Valentia e €1.690.000 per quella di Crotone. Parliamo spesso di fuga di cervelli, ma i ragazzi calabresi non vorrebbero mai andare via. Molti sognano di dare un contributo alla crescita della propria terra, di restare in Calabria, di sfruttare ciò che hanno imparato nelle università. Sentiamo. Hai intenzione di rimanere qua dopo gli studi? Sì. Sì, certo. Sì, mi piacerebbe. Sì. Spero di sì. Sì. Dipende dalle opportunità che insomma si dispiegheranno. Se c'è la possibilità, perché no? Perché? Mi piacerebbe fare un lavoro che mi lasci radicato nel territorio. Vorrei iniziare a cambiare, a fare qualcosa proprio dal mio territorio, da ciò che mi sta più a cuore. Credo sia bello restare nella propria terra, valorizzare il proprio territorio. Se fosse possibile comunque trovare un lavoro in Calabria, sarebbe bello rimanere qui. Credo nella nostra regione, credo che ognuno di noi debba dare un contributo positivo e dobbiamo credere nella nostra terra e cercare di farla migliorare da tutti i punti di vista. Hai intenzione di rimanere qua dopo gli studi? Preferibilmente no. No. Frequento ingegneria informatica e non so quali possibilità avrei qui in Calabria. No, preferirei andarmene perché il ruolo del ricercatore è una figura che comunque non sta avendo molta importanza qui in Calabria. Penso che non mi possa dare gli sbocchi lavorativi di cui necessito. Tu pensi che in Calabria la meritocrazia abbia un peso? Meritocrazia proprio no, anzi penso che sia l'ultimo criterio di valutazione in questo momento, la meritocrazia. Non credo ci sia abbastanza meritocrazia, ma come non ce n'è quasi il resto d'Italia. Sono in alcuni settori in cui ormai si è arrivati a capire che contano le qualità. C'è sicuramente bisogno di persone brave e quindi competenti nell'ambito lavorativo, però allo stesso tempo ci sono anche dei favoritismi che vengono fatti in base a conoscenze. Sono delle disuguaglianze sociali di partenza che vanno inevitabilmente a influenzare tutto il percorso di studi, quindi fino a che punto si può parlare di meritocrazia? Credo che lasciare la Calabria, lasciare l'Italia nei momenti di crisi come questo sia come i topi che abbandonano la nave quando sta affondando, non è né produttivo né utile per nessuno. Motivazioni valide in alcuni casi o alibi? L'importante è provarci prima di andare via, provarci a restare nella nostra terra, a fare qualcosa per se stessi naturalmente e anche per la nostra terra. Rifiuti e plastica nella foce del fiume Mesima, concreto il rischio inquinamento per il litorale tirrenico vibonese. Se filtrassimo tutte le acque salate del mondo, scopriremmo che ogni chilometro quadrato di esse contiene circa 46.000 microparticelle di plastica in sospensione. Numeri impressionanti di un fenomeno che non è circoscritto però alle 5 isole di plastica in continuo accrescimento negli oceani, ma tocca anche il nostro mar Mediterraneo. La Costa degli Dei rimane uno dei luoghi più belli ed attrattivi a livello turistico per la limpidezza delle sue acque e per la brillantezza delle sue spiagge dorate.
Come conferma l'ARPAC, pochi sono i punti da considerare non balneabili e soprattutto in un punto si conferma il rischio permanente di non balneabilità. Si trova a Nicotera, 200 metri a destra del fiume Mesima, proprio ai confini con la provincia di Reggio Calabria, in quell'area di San Ferdinando che rappresenta sempre una delle aree di maggiore criticità. A conferma di ciò, basti guardare le immagini appena riprese alla foce del fiume Mesima. La situazione odierna testimonia la drammatica criticità esistente. Quello che sfocia nel Tirreno è rappresentato all'80% dalle plastiche che raggiungono il mare in queste indecorose condizioni. Bottiglie, imballaggi, retti da pesca, sacchetti, fazzoletti, mozziconi e quant'altro oggetto in plastica, una volta finito in mare, poi si spezza in frammenti più piccoli per azione dell'erosione e delle correnti. La plastica è infatti il prodotto sintetico a più lunga conservazione, si degrada completamente solo in centinaia di anni. Se non riciclata correttamente, finisce nell'ambiente favorendo l'alterazione di ecosistemi delicati. Sono immagini che testimoniano la gravità della situazione e denunciano la necessità di un intervento che sia netto, definitivo. Quanto si trova alla foce del fiume Mesima, come testimoniato da queste immagini, rappresenta un'emergenza ecologica che non può lasciare indifferenti, che impone un intervento. Andiamo adesso a Castrovillari per parlare di tutela della salute. La tutela della salute è dovere ed esigenza primaria, è il tema dell'incontro organizzato a Castrovillari dal Rotary Club presieduto dal dottor Carmine Pignataro. In questo convegno vogliamo mettere proprio in risalto le problematiche non solo alimentari ma anche quelle farmaceutiche, del doping e anche dell'ambiente. Tanti gli ospiti a fare il punto della situazione, ad iniziare dal maggiore Gianfranco Di Sario, comandante dei NAS di Parma, che ha relazionato sulle sofisticazioni e le frodi alimentari. Andiamo a contrastare le frodi alimentari sotto i vari aspetti e sfaccettature. Ho consigliato la consultazione dell'etichetta, che è la carta d'identità dell'alimento. Gli ha fatto eco il capitano Vincenzo Pappalardo, comandante dei NAS di Cosenza, che si è soffermato sulle alterazioni e pericoli derivanti dal consumo di integratori alimentari divenuti la moda del momento. A differenza dei farmaci, a cui tendiamo per errore ad assimilarli, non sono sottoposti a tutti i controlli a cui invece sono sottoposti i farmaci prima dell'immissione in commercio, e quindi proprio per questo il mercato è diventato molto fiorente e dove ci sono interessi economici è possibile che ci si nascondano anche abusi. A chiudere il capitano Cristina Potenza, comandante reparto carabinieri del Parco del Pollino, che si è soffermata sulla difesa dall'inquinamento ambientale, una priorità assoluta per l'equilibrio del nostro pianeta. I problemi che ci riguardano nello specifico negli ultimi anni comportano soprattutto questo consumo eccessivo delle plastiche che rientrano poi nei cicli metabolici e nella catena alimentare, e che quindi possono essere assorbiti anche dagli uomini con effetti dannosi per la salute. Lo stesso ovviamente riguarda tutte le sostanze inquinanti che vengono immesse nell'ambiente. E adesso la cronaca giudiziaria, processo contro il clan Mancuso di Limbadi, chiuso dopo 19 anni, la Cassazione conferma 5 condanne. Dopo 19 anni si chiude il processo contro il clan Mancuso di Limbadi. La Cassazione conferma 5 condanne, annullando invece la pena per il presunto boss Pantaleone Mancuso, detto l'ingegnere, per il quale è stato deciso un nuovo processo in Corte d'Appello a Catanzaro. L'operazione Genesi scattò nell'agosto del 2010 e portò all'arresto di 42 persone ritenute esponenti di spicco del clan Mancuso: Galati e Prostamo di Mileto, Soriano di Filandari, Morfei di Dinami e presunti sodali. Erano accusati a vario titolo di associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, usure, estorsione, rapine e detenzione di armi, ma i tempi della giustizia sono stati biblici. Un processo lungo, troppo lungo, tanto che nei mesi scorsi la sezione civile della Corte d'Appello di Salerno ha condannato il Ministero della Giustizia a risarcire Luigi Mancuso, 65enne di Limbadi, considerato a capo dell'omonimo clan. La sentenza di primo grado infatti è arrivata solo nel 2013, un processo che si trascinò per oltre 10
10 anni con diversi cambi di collegio. La pubblica accusa aveva chiesto complessivamente 379 anni di reclusione, ma il Tribunale di Vibo condannò solo 11 imputati, assolvendo gli altri 31. La DDA non propose appello, facendo così divenire definitive le assoluzioni. Nel corso del processo di primo grado erano stati ascoltati quasi 40 collaboratori di giustizia provenienti da tutta la Calabria, ma anche camorristi e appartenenti alla Sacra Corona Unita pugliese, tutti concordi nel delineare il potere del clan Mancuso, ma soprattutto la genesi della loro influenza nel panorama 'ndranghetistico. La sentenza di secondo grado invece risale al 28 febbraio dello scorso anno e si concluse con 6 condanne, quasi tutte confermate adesso dalla Corte di Cassazione. La pena più alta inflitta a Nazareno Prostamo, 57 anni, di San Giovanni di Mileto, ritenuto esponente di spicco dell'omonimo clan, condannato a 13 anni. 6 anni di reclusione invece per i fratelli Diego e Francesco Mancuso di Limbadi, per Giuseppe Santaguida, 58 anni, di Sant'Onofrio, e Nicola Zungri di Rosarno. Ancora cronaca nei nostri 100 secondi, vediamo. Processo Crisalide, 43 condanne per le cosche di Lamezia. Oggi la sentenza di primo grado emessa dal giudice per le udienze preliminari di Catanzaro. Condannati gli esponenti di vertice della cosca Cerra Torcasio, assolti dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa perché il fatto non sussiste. L'ex consigliere comunale di Lamezia Pasqualino Ruberto e Giovanni Vincenzo Paladino, padre dell'ex vicepresidente del Consiglio Comunale. In tutto sono 9 le persone assolte dalle accuse. Precipita in un burrone e muore una 25enne alla guida della propria auto. Per cause ancora in corso di accertamento è finita in un dirupo mentre percorreva la provinciale tra Stilo e Pazzano. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno avuto difficoltà per il recupero del mezzo. La salma della ragazza recuperata solo nella tarda serata di ieri. Con l'accusa di violenza, minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, un 39enne è finito in manette. A denunciare l'uomo alla polizia è stata la convivente, temendo per la propria incolumità e per quella dei figli minorenni. L'uomo l'aveva aggredita verbalmente ed è uscito di casa ubriaco. Quando è tornato ha inveito contro i poliziotti, minacciandoli di morte. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo, rimanendo però contusi. Il 39enne è stato denunciato e sottoposto al divieto di dimora. È stato il cane antidroga Manco a trovare la marijuana nascosta in un'abitazione a Polia, nel Vibonese, nel corso di una perquisizione effettuata dai carabinieri. Denunciato un 21enne. Vediamo adesso che tempo farà nelle prossime ore con gli esperti di Meteo in Calabria. Ancora instabilità diffusa con temperature sotto la media del periodo, prima di un deciso miglioramento atteso per la giornata di venerdì. Domani parzialmente nuvoloso con piogge sparse anche a caratteri di rovescio, in modo particolare sul Reggino e sui versanti orientali della Sila, temperature sotto le medie del periodo. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani molto mosso il Tirreno, poco mosso lo Ionio, venti moderati da Grecale. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per aver seguito, arrivederci e buona serata.